Allora, con la segretaria generale della FP CGIL di Vicenza siamo qui in via Capparozzo davanti alla Villa Berica per chiedere il contratto per la sanità privata, il rinnovo, ben 12 anni di vacanza, tra virgolette. 12 anni in cui i lavoratori hanno continuato a lavorare, a prestare un servizio di grande qualità, con carichi di lavoro sempre in aumento, ma nessun rinnovo contrattuale. A Vicenza, come nel Veneto, come in tutte le regioni d'Italia, ci stiamo mobilitando per dire che Aris e AIOP, che sono i rappresentanti dei datori di lavoro, devono rinnovare il contratto e non chiedere che a pagare il rinnovo del contratto siano i cittadini, perché Aris e AIOP, che rappresentano una sanità privata che è in crescita costante, l'ultimo anno addirittura del 10%, che hanno aziende che sono quotate in borsa, chiedono alle regioni di finanziare con il sistema sanitario nazionale, con le risorse del sistema sanitario nazionale, il rinnovo del contratto. Noi riteniamo che questo sia scandaloso. E cosa chiedete poi alla fine al tavolo? Noi chiediamo un rinnovo del contratto che preveda sia una revisione della parte normativa, perché dopo 12 anni c'è questa esigenza, e un rinnovo del contratto nazionale in linea con i rinnovi degli altri settori, tra cui la sanità pubblica. La sanità pubblica ha avuto un rinnovo del contratto nel 2018, siamo in attesa anche lì di un nuovo rinnovo. 12 anni per la sanità privata sono assolutamente troppi e non si può attendere ancora. Oggi pomeriggio a livello nazionale vi sarà un incontro dei segretari generali delle funzioni pubbliche CGIL, CISL e UIL con la conferenza Stato-Regioni. Vedremo se in questa sede si riuscirà a portare a casa qualche risultato, se non fosse siamo pronti ad alzare i toni della discussione.